Poco prima dell'inizio della sagra del mandorlo in fiore, quest'anno è scena a Spezzatino le dimissioni di Davide Lopresti. All'indomani della chiusura della kermesse folclorica, l'annuncio di Gerlando Gibilaro: lascerò la giunta, ha annunciato questa mattina. L'amministrazione Zambuto, a cavallo dell'evento, perde così 2 assessori, ma mentre il primo, Lopresti, almeno formalmente ha fornito ragioni personali, lui, Gibilaro, titolare della delega ai lavori pubblici, affonda il tackle e anche pesante. Vado via perché all'interno della macchina burocratica di Palazzo dei Giganti, spiega, ho trovato opposizione, una sorta di complotto per non farmi lavorare, incrostazioni che andrebbero immediatamente rimosse e che invece restano al loro posto, tuona Gibilaro, perché al sindaco Zambuto vanno bene. E allora non mi resta che togliere il disturbo, afferma amareggiato. Ma alla base della sua scelta, secondo fonti bene informate, anche se Gibilaro smentisce, ci sarebbero anche motivazioni politiche. L'ormai ex assessore, assieme al consigliere comunale Michele Mallia, sarebbe in procinto, in vista delle elezioni europee, di passare nelle file di Forza Italia in quota Salvatore Iacolino. Un'indiscrezione che per la verità circola da tempo e forse anche per questo il sindaco di Agrigento, renziano, eppure lui probabilmente in corsa con il PD per volare a fine maggio a Bruxelles, non avrebbe preso le difese di Gibilaro rispetto alle critiche dallo stesso costantemente mosse nei confronti del dirigente del settore. Nell'imminente rimpasto di giunta, Zambuto avrà così 2 poltrone assessoriali da assegnare e i clienti non mancano.